ragazzi, tutti del commendone veneziano, siamo su Pro Cycling Manager 2015, modalità diventa un mito, fioi. Allora ragazzi, su questa modalità non ci sarà la webcam perché non va, secondo me, non è da webcam. Per la webcam voglio giochi più dinamici, Formula 1, PES, MotoGP, vaffanculo Chan, cioè tutti questi giochi qua, scusate ragazzi, ecco, su Eurotrack ci sarà. Perché comunque c'è il volante. Però ecco, su Pro Cycling preferisco di no, anche perché ragazzi è un gioco difficile e ho provato con la webcam, mi sento deficiente perché spostarmi col mouse a volte non mi trovo. No, non ce la faccio, figlio, non ce la faccio. Allora, siamo già a marzo perché ho fatto poche gare, siamo... Eccolo qua, Marco Ardetti, 19 anni, 92, 1,76 m, quindi insomma per uno scalatore è dura, perché sono comunque alto, mi sono fatto reale, con la foto non sono io. E sono un signor nessuno, media 67, corsa tappe, è la mia specializzazione. 70 in montagna, resto una merda. Siamo col team Idea 2010 SD, però sembra veramente belli i risultati. Allora ho fatto Coppa delle Etrusche 63esimo, non male Beppe. Poi ho fatto allora siamo alla tre tappe della settimana internazionale Coppie Bartali. Tappa 1 102esimo, tappa 2 107esimo, la tappa 3 28esimo, quindi stiamo migliorando. Chiaramente non una tappa collinare, quindi vado meglio sulle colline. Boh. Carriera chiaramente ancora un cazzo, migliore piazzamento è Coppa degli Etruschi, Coppa della minchia proprio. Andiamo a vedere, scusate ragazzi, sono un po' gasato. Risultati. Ne sono stati fatti parecchi però, eh. Ok, Greg Van Avermaet ha vinto la... Era Albeke, come la chiamo io, la Criterium. Criterium. Ma sono già finite? No, ancora no, che cazzo. Andiamo a vedere, la Milano, Sanremo l'ha vinta Christoph, perfetto, vediamo un po' insomma il primo anno come Parigi inizia Joachim Rodriguez e la tappa, no, è la Tirreno Adriatico voglio vedere. La Tirreno Adriatico Alejandro Valverde, quindi molta Spagna in questo inizio. Le classifiche vedono Julian Alaphilippe, ma questo non lo conosco, scusate. Perché ha vinto il Santos Tour australiano. Ok, vabbè. Vabbè, raga, partiamo a bomba con la tappa numero 4 del settimana internazionale Coppi e Bartali. Chiaramente per il primo anno non è che posso scegliere io le età e cose, quindi sarà un po' dura. Comunque tappone alpino veramente bestiale. Zola Pedrosa, Piane di Mocogno. E niente fioi, andiamo. Rock ragazzi, siamo qua, c'è una partenza e poi andiamo direttamente nelle fasi clou, diciamo. Ecco per questa prima corsa a tappe mia della carriera non voglio fare percorsi, Gran Premi della Montagna, robe così, non me l'hanno neanche chiesto, quindi sinceramente me ne fotto. Adesso andiamo un po'. Questa è la prima gara della serie, spero che insomma sia seguita perché ci tengo. Ecco, adesso lasciamo il cume qua. Buono. Chiaramente io ragazzi che è la maglia gialla Renkenbach il porco, vabbè lo svizzero. Come parametri cioè siamo 70 montagna, quello più alto, cronometro 68, normale pro 67. Comunque siamo sesti nella classifica dei giovani ragazzi, non stiamo andando per niente male, dai. Siamo a livello difficile, fioi e niente, fioi. L'obiettivo è essere fioi, cioè fioi. La parola fioi unisce tutto. Mamma mia ragazzi, come sono preso male via. E non li posso vedere chiaramente perché io posso stare solo nella mia visuale. Però noi siamo ancora qua, siamo tranquilli, dai che voglio diventare un nuovo Eddie, ragazzi. Qua c'è anche il mio compagno Reda, il buon Reda, 72. Beh, Reda non è male, eh. Dai Reda, fai qualcosa, porco. Adesso chiaramente provano ad attaccare, però io aspetto. Adesso siamo in discesa. In discesa ho 60... No, quanto cazzo è in discesa? Magari 63. Ecco, sto qua che non vedo. Dai, come? Sto cazzo. 67 però in discesa in realtà, eh? Non ho poco. Vediamo. Vediamo se riesco un po' a staccarmi. Vediamo se riesco a staccarmi in discesa. Veneziano prova il primo vero allungo. Il Cume prova un allungo. È pazzo il Cume. Crazy. The crazy da solo. Il Cume da solo, fio. Il Cume da solo. Purtroppo ho perso il treno, però è forse un azzardo. Chi lo sa. Chi lo sa, Beppe, chi lo sa, vai, Cume. Devi pomparla, Cume. Solo pompando ce la fai. Piane di Mocogno. Oh, eccoli qua, eccoli qua.
Almeno con questi, insomma. Il problema è che sono stanchino. Ho dato tanto, c'è l'ultima salita, forse ho sbagliato, chi lo sa. A questo punto andiamo di borracciotta e di gel energetico, mi serve adesso. Penso le prime gare ci sta anche di sbagliare. E ormai devo tirarla così. Sono finita però. Il Kuma è terminato, ragazzi. Ho esagerato, forse. Ho esagerato, ho perso parecchio. Ho perso parecchio, purtroppo. La chiudo male, la chiudo molto male. Cioè, ero 41esimo in generale, crollerò, secondo me. Ho sbagliato. Vabbè, si sbaglia, è così, fa parte del games. Fa parte del dei giovani, sono quarto. La fai, no, in realtà ho chiuso 3. No, coglione, non sono andato male, in realtà. Globale. Siamo 33esimi, che sboccio. Vediamo Reda Francesco. Ha 32 anni, cazzo, sto qua esperto, sono vicino. No, dai, bene, bene. Pensavo peggio, dai, pensavo peggio. Non male, dai. Adesso c'è la tappa 5, la penultima. Dai, finiamo sta. Cos'è? Cronometro. Ok. Eccoci qua ragazzi, inizia la cronometro per il veneziano, la prima cronometro e abbiamo 68. Poi vediamo cosa riusciamo a combinare, siamo 32esimi nella generale. Vai Kobe, vola, vola. Ma che cazzo di team ho veramente. Vabbè. Lasciamo perdere. Andiamo, vediamo il primo intertempo. Vediamo il primo intertempo, vai Kobe. Il primo intertempo, vediamo se riusciamo a salire ai primi 25, sarebbe bellissimo. 30, dai. 30esimo il primo intertempo, 30esimo, purtroppo paghiamo che è tutta pianura, una cronomen, ma in pianura, quindi siamo scarsissimi in pianura. Attenzione al Kobe, prova, vediamo se riusciamo a chiudere tra i primi 30. Vediamo se chiudiamo tra i primi 30. Quinto, ragazzi, a signori. No, non siamo quinti. Che cazzo siamo? Siamo quinti, no, non ci credo, Beppe. Siamo quinti, calma. Siamo già quinti, o settimi, stiamo sprofondando tra i primi 10 first 10, dai. Durissimo i primi 10, durissimo, ottavi. Cosa ha fatto il Kume che l'ho allenato benissimo, è in forma strepitosa per queste ultime due gare. Ma sono fiero di sta cosa, perché gli allenamenti sono importanti all'inizio. Fuori dai primi 10. 11esimo, porca puttana. 11esimo. Non ci credo, fuori dalla top 10 per una posizione. No, va, lasciamo perdere. Eccolo qua, Cacciotti. Vince il buon Cacciotti. Qua Fuslang mantiene la maglia. Guarda le zoccolone, aspetta un attimo, vediamo se danno il baciotto le zoccolone. Oh, sì, biondina, brava, dai Moretta. Brava Moretta, ok. Voglio io il baciotto però, cazzo. Ok, globale a punti, Fuslang. Vediamo nella classifica giovani. Montagna e Zupa. Giovani siamo quarti. Stiamo andando bene, dai. Buona la prima corsa a tappe, mi piace. Globale a squadre, non esistiamo, bene. No, sì, cazzo, nono posto. Sì, su 10 squadre magari. Va bene. Grande piazzamento, 31esimi nella generale. Ok, andiamo per l'ultima tappa, final tap. Ultima tappa, vediamo com'è. Vediamo sto col dell'ospedale. Bella, mi piace il col dell'ospedale. Ok, Collinare, da Monticelli Terme a Fiorano Modenese. 13 chilometri. 13 chilometri. Io me ne sto comunque tranquillo, anche la squadra merito di non attaccare, proverò ad attaccare alla fine, vediamo comunque più 3. La forma c'è, sono soddisfatto. Siamo tutti abbastanza là, potrei tentare l'attacco qua, che chiaramente è per i velocisti questa, però ci voglio provare, insomma. Il Kume prova l'attacco.
Gel energetico per il Cume. Il Cume ci prova, ma fa tanta fatica, ragazzi. Ne fa veramente, veramente tanta. D'altronde è ancora scarso, 19 anni, ha 1,92 m, fioi. Il primo scalatore gigante della storia. Ci vuole provare il Cume. Niente, il Cume non ce la fa. Vai Vigano, Mario tirato Vigano. Dai Viga, bravo Viga. Dai, teniamo il Cume, cerca di riposarti se puoi. 5 km per l'ultima tappa, comunque di una... Gaia ha bucato, incredibile, uno dei miei ha bucato. No, però veramente succedono tante cose. Tutti ai miei, tanti ai miei. Però i primi sono andati ormai. I primi ormai sono andati. E il Cume prova a anticipare. Il Cume prova a anticiparla. Il Cume... vabbè. Volata con 55-58. Non penso di fare granché. Vediamo fin dove arrivo. Manca ancora un chilometro e 8 qua. Vediamo chi vince. Non posso vedere chi vince purtroppo perché posso vedere solo la mia visuale. Può vincere uno dei miei, no? Mauro Finetto, Fuslang. Il Cume è andato. Ultimo chilometro. Vabbè dai, arrivo. Va, sono finito. Chiudiamo con onore comunque. Chiudiamo con onore. Bravo Cume, mi sei piaciuto ugualmente. Bravo Cume, bravo. Vediamo un po' come finisce questa prima corsa a tappe veneziana. Individuale vince Fuslang, bravo Fusla. Globale a punti chiaramente non esistiamo. Montagna non ci siamo. Non ci credo, un migliore giovane. Ciao, non so come. Il Cume ce la fa, eccolo qua che se le bacia. Cazzo, ma avevo 2 minuti, sono riuscito a recuperare tutto, non ci voglio credere. Veneziano parte col botto, possiamo diventare il nuovo Eddy Merckx. Non me l'aspettavo proprio. E siamo, globale 18esimi. Buono cazzo, mamma mia, mi ha fatto un allenamento. Infatti ho proprio cercato di centellinare bene nei giorni prima, di più, poi meno, cioè... Ci ho perso via un po' di tempo, mi è andata di culo in realtà, però voglio fare il figo, insomma. Ok, per la tua eccellente prestazione legale settimana terza che hai tenuto, prima maglia distintiva, 25... Benissimo. Ok. Very good, Cume, very good. E quindi adesso, da ciclista, ho qualcosa nella mia carriera. Giorni di corsa 7, stagione 1. Ok, risultati. Classifica generale. 18esimo. Classifica generale migliori giovani. Sì, che grande soddisfazione, raga. Un saluto del Comandone Veneziano. Questa carriera è partita veramente bene. Vediamo nel programma cosa ho adesso. Ora siamo il 29 marzo. Adesso abbiamo trofeo Piva. E vedi, non posso ancora sceglierle. E abbiamo il trofeo Piva. Giro Belvedere. Dopo abbiamo Giro dell'Appennino. Giro della Toscana. Che abbiamo grandi robe, dopo proviamo Ronda di Lizard, 4 tappe, vediamo come sono. Che sporo, montagna pura. Ok, sono tappe abbastanza difficili. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano. Ciao, grande prestazione!